Celebriamo la festa della Madonna dell'Ordine e siamo oggi qui nella casa del Signore per chiedere delle grazie particolari. Penso ognuno di noi è venuto qui oggi, ricordo anche la giornata del malato, perché la Madonna interceda presso il Signore per la guarigione fisica, ma chiediamo anche in modo particolare, così come anche abbiamo cantato nel canto iniziale, di renderci puri da ogni male. Oltre ai mali fisici c'è anche il male dell'anima, il male che ci attanaglia, che ci fa soffrire anche di più rispetto al male fisico. Allora chiediamo alla Vergine Maria di aiutarci anche in questo, a resistere al male e chiedere al Signore di liberarci da ogni male. E allora ci prepariamo a celebrare questi santi misteri. Ecco, questa Santa Messa viene fatta celebrare per grazia ricevuta da Monreale Salvatore. Ancora viene fatta celebrare per una richiesta di grazia, per il suffragio dei defunti Zaffuto Vincenzo, Mario Maria, Sabia Giuseppe, Frangiamore Vincenza, Turmello Salvatore e Tanina, Calogero e Andrea, Zaffuto Calogero, defunti famiglia Sole e Marino. E ancora Piazza Salvatore, Taibbi Francesca, Piazza Martino. Con le nostre preghiere le affidiamo alla misericordia del Padre perché le accolga in paradiso nella comunione dei santi. Ci prepariamo a celebrare questi santi misteri riconoscendo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico alla Beata e Santa Vergine Maria, gli angeli santi, voi fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Yeah.
Preghiamo. O Dio Padre misericordioso, soccorri la nostra debolezza e per intercessione di Maria, Madre Immacolata del tuo Figlio, fa che risorgiamo dal peccato alla vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Rallegratevi per Gerusalemme, esultate per essa tutti voi che l'amate, sfavillate con essa di gioia, tutti voi che per essa eravate crudi. Così sarete allattati e vi sazierete al seno delle sue consolazioni. Succhierete e vi delizierete al petto della sua gloria. Perché così dice il Signore: ecco, io farò scorrere verso di essa come un fiume la pace, come un torrente in piena, la gloria delle genti. Voi sarete allattati e portati in braccio, e sulle ginocchia sarete accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. A Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Le vostre ossa saranno rigogliose come l'erba. La mano del Signore si farà conoscere ai suoi servi. Parola di Dio. Tu sei splendido onore della nostra gente. Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne che vivono sulla terra. E benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra. Tu sei splendido onore della nostra gente. Davvero il coraggio che ti ha sostenuto non sarà dimenticato dagli uomini, che ricorderanno per sempre la potenza di Dio. Tu sei splendido onore della nostra gente. Alleluia.
festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. E Gesù le rispose: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: riempite d'acqua le anfore. E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. In questa festa della Madonna di Lourdes risuona ancora una volta la parola del Signore per mezzo del profeta Isaia: rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa tutti voi che l'amate, spavillate con essa di gioia, eccetera, eccetera. Ecco, questa parola che è servita al tempio del profeta Isaia, una parola rivolta al popolo di Israele che viveva in una situazione di grande sofferenza a causa dell'esilio, risuona anche oggi, risuona per gli uomini di tutti i tempi, perché l'uomo o per un motivo o per un altro vive sempre delle situazioni che lo portano alla sofferenza, a volte anche all'angoscia, alla tristezza. E l'uomo, quando si accorge, quando è consapevole che da solo non ce la può fare, allora si rivolge a Dio, chiede l'aiuto del Signore. E allora questa parola arriva, l'intervento di Dio è prossimo e la parola si realizza pienamente in Gesù Cristo. Abbiamo ascoltato anche il brano del Vangelo delle nozze di Cana, in cui questi sposi durante la festa di nozze viene a mancare il vino, Maria interviene, non hanno più vino. Ecco, il vino simboleggia allora la grazia di Cristo che porta la gioia nei cuori, la gioia di vivere. Tante sofferenze, tante preoccupazioni possono toglierci questa gioia di vivere. Non solo le sofferenze fisiche, ma ci sono tante altre sofferenze che ci rattristano, tanti problemi, tutti i generi, non solo a livello economico, ma in modo particolare pensiamo ai problemi che nascono nelle relazioni con gli altri, quanto non si è in pace con gli altri, in modo particolare nelle famiglie. Ecco, tutto questo viene a incupire l'uomo, a rattristarlo. Allora chiediamo l'intervento di Dio e quando il Signore si accosta all'uomo accorriamo. Pensiamo per esempio all'inizio del ministero di Gesù,
Abbiamo ascoltato nei giorni scorsi l'inizio del Vangelo di Marco. Ecco, Gesù che predica e accompagna la sua predicazione con dei segni. Guariva i malati, scacciava gli spiriti impuri e tanta gente accorreva da lui portando gli ammalati. C'è questa fede nel Signore che può guarire, che può liberare. E questa fede anche oggi ha portato voi qui per chiedere l'aiuto del Signore, la sua grazia, il suo sostegno, il suo conforto. Attraverso la preghiera preghiamo per l'intercessione della Vergine Maria per la guarigione di tante persone ammalate, anche che non sono presenti. Ecco, l'aiuto del Signore dobbiamo accoglierlo con fede. Allora questa azione di Dio nella nostra vita porta gioia. E Maria è stata la prima che ha accolto questo progetto di salvezza del Signore. Lo ha accolto con gioia e ci insegna anche a noi ad accogliere la volontà di Dio. Una volontà di Dio che è accettare la vita così come ce l'abbiamo, con le gioie, ma anche con i dolori, con le sofferenze, con la salute, ma a volte anche con le malattie. Tutto rientra in un progetto unico di Dio. E il bene più grande che dobbiamo chiedere è proprio il paradiso, la vita eterna. Tutto rimanda a questo. Gesù compie dei segni che rimandano alla realtà principale. Il Signore ci ama. È un Padre misericordioso, è un Padre pieno di amore. Qui il profeta Isaia descrive questo Dio addirittura come una madre, per quanto è pieno di misericordia, di tenerezza. E ci offre allora Maria come questa immagine, diciamo così, materna di Dio, che ci viene in aiuto, che ci soccorre. Ecco, Maria, con il suo sguardo pieno di dolcezza, ci rincuora, ci solleva, ci rialza dalle nostre miserie, non solo fisiche ma anche spirituali, dai nostri peccati. Non ci punta il dito per dire tu hai sbagliato, adesso non ti voglio più bene. Noi a volte pensiamo questo, che il Signore o anche Maria, se pecchiamo, non ci accolgano. Invece no, dobbiamo accorrere ai suoi piedi. Maria dall'alto allora intercede per noi e ci viene in aiuto, ci incoraggia. E così come ha fatto alle nozze di Cana, che intercede anche per noi, Maria continua questa sua opera, questa sua missione, questa funzione materna di intercessione. Vogliamo allora metterci ai suoi piedi, chiedere al Signore la guarigione non solo anche delle sofferenze fisiche, delle malattie, ma soprattutto ricordiamoci del male che colpisce l'anima, di tutto quello che ci può rendere tristi, che ci allontana da Dio. Perché, ripeto, uno può anche essere in buona salute, può anche essere in buone condizioni economiche, però se dentro di sé, se nel suo cuore non c'è Dio, non c'è il suo amore, la vita non è bella, non è gioiosa. Dobbiamo chiedere allora tutte e due le cose. Mi raccomando, ecco, soprattutto però, ripeto, la salute dell'anima.
Adesso ci sarà l'unzione degli infermi. Ecco, chi è che può ricevere l'unzione? Devono essere persone che hanno una malattia di una certa gravità, o che siano molto avanti negli anni, o anche chi deve subire un intervento chirurgico, anche se, diciamo così, non è che deve essere forse un intervento gravissimo, però sappiamo che nell'intervento chirurgico ci possono essere delle complicazioni, allora si può essere a rischio anche di vita. Allora queste persone possono ricevere l'unzione degli infermi. Ecco, qualora una persona abbia già ricevuto l'unzione e poi magari sia guarita, però una malattia può ripresentarsi o aggravarsi, una malattia che già si è avuta, si può ricevere nuovamente l'unzione. Adesso faremo in questo modo: sarò io a venire tra i banchi per amministrare il sacramento, per cui fatevi un segno coloro che devono ricevere il sacramento. Se uno si può alzare, se non si può alzare, che non ce la fa, ci mancherebbe, non è che per forza, se uno è ammalato non è in forze. Farò l'unzione con un batuffolino di cotone che immergerò nell'olio benedetto e quindi lo passerò sulla fronte. Le mani le mettete tutte e due così aperte verso di me. Preghiamo. O Dio Padre di ogni consolazione, che per mezzo del tuo Figlio hai voluto recare sollievo alle sofferenze dell'inferno, ascolta la preghiera della nostra fede. Manda dal cielo il tuo Spirito Santo Paraclito, suppestolio, che ci viene dal frutto dell'olivo per nutrimento e sollievo del nostro corpo, e fondi la tua santa benedizione, perché quando riceveranno l'unzione di quest'olio ottengano conforto nel corpo, nell'anima e nello spirito, e siano liberi da ogni dolore, da ogni debolezza, da ogni sofferenza. Sia un olio santo da te benedetto per noi, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, che vive e regna con te per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vogliamo rivolgere le nostre preghiere a Dio Padre per questi fratelli ammalati che riceveranno tra poco la Santa Unzione. Diciamo insieme: ascoltaci Signore. E che il Signore benedica e protegga questi infermi, preghiamo. E che gli doni forza e salute, preghiamo. E che lenisca le loro sofferenze, preghiamo. Dal peccato e da ogni tentazione, preghiamo. Perché tutti i malati sentano il conforto della sua grazia, preghiamo. Perché la sua benedizione accompagni quanti assistono agli infermi, preghiamo. Perché questi infermi, mediante la sacra unzione con l'imposizione delle mani, ottengano vita e salvezza, preghiamo.
Questo Santo Unzione, la sua bellissima misericordia, del Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. Desiderante la verità di Padre nella sua bontà di solidità. Amen. Questo Santo Unzione, la sua bellissima misericordia, del Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. Desiderante la verità di Padre nella sua bontà di solidità. Amen. Questo Santo Unzione, la sua bellissima misericordia, che il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. Liberando dai peccati di salve nella sua bontà di salvezza. Amen. Siamo tutti Gesù nostro Redentore, la grazia dello Spirito Santo conforta questi nostri fratelli, guarisce le loro infermità, perdona i loro peccati, allontana da loro le sofferenze dell'anima e del corpo e fa che ritornino al consueto lavoro in piena serenità. Tu che vivi regni nei secoli dei secoli. Seduti, proseguiamo adesso con la Santa Messa.
soccorra, Padre, l'immenso amore del tuo unico Figlio, che nascendo dalla Vergine non diminuì, ma consacrò l'integrità della madre, e liberandoci da ogni colpa, ti renda gratuito il nostro sacrificio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie. È bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo per Cristo tuo Figlio nella festa della Beata Vergine Maria di Lourdes. Come le ancella accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore, mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino, segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo al nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti a remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza.
e ti rendiamo grazie per averci ammesso alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo nuovamente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua presenza. Ammettili a godere la luce del tuo nome. Dio noi tutti abbia misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre, con San Giuseppe il suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che per il tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, la fiducia e la libertà dei figli. Cantiamo insieme. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donnale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Oh
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore. O Signore, degno di partecipare alla promessa e di soltanto Dio stesso.
Preghiamo. Signore, che ci hai nutriti dei tuoi sacramenti e nel gioioso ricordo della Beata Vergine Maria, fa che sul suo esempio collaboriamo finalmente al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso concluderemo con la benedizione eucaristica che impartirò davanti all'altare della Madonna dei Morti.
Viva Maria! Viva Maria! Thank you.